shock, sono vivo per miracolo, il racconto di Ivan, il 51enne preso a colpi di cric in testa, al volto e al corpo al bar da un 21enne del posto in stato di alterazione. Parla la nonna dell'aggressore 21enne, rompe il silenzio dopo la brutale violenza, chiede una comunità di recupero e denuncia un contesto familiare distruttivo. Paura questa mattina agli Ormesini a Venezia, nei pressi dei locali della Movida, quando alle 9 del mattino dal primo piano di un balcone crolla un grosso pezzo di marmo. Ai Tolentini le programmate interruzioni di energia elettrica in 3 giorni stanno provocando malumori e disservizi tra commercianti ed esercenti. Per molti significa perdere una giornata di lavoro. Il Mose a Venezia è entrato in azione già all'alba a causa del picco di acqua alta registrato alle 6:30 con il rischio di alte maree previsto fino al prossimo weekend. Allarme furti e spaccate a Rialto, negozianti esasperati. Il comune inizia a erogare i risarcimenti per danni e comunica che arriveranno 49 nuovi agenti per presidiare il territorio. Conto alla rovescia per l'inizio del Carnevale di Venezia, edizione 2026, sabato 31, dalle 15 la selezione delle 12 Marie presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia. Dunque l'avete sentito dai titoli, la cronaca in primo piano, Vigo Novo sotto shock, sono vivo per miracolo, il racconto di Ivan, il 51enne preso a colpi di cric in testa e al volto al bar, l'aggressore un 21enne del posto, portato questa mattina in ospedale dai carabinieri dopo ore di urla in piazza alle 7 del mattino. Subito dopo la spinta è partito con una sprangata in testa col piede di porco e io sono crollato perché non mi aspettavo questo gesto qua, e dopo da terra, ero a terra e lui ha continuato a colpirmi in testa. Adesso sento male alla gamba, appunto anche il braccio. Presumo di aver perso i sensi perché mi hanno detto che ha tentato anche di soffocarmi. Sono vivo per miracolo. Ivan, 51 anni, racconta con lucidità e dolore la violenta aggressione subita al Bar Canova di Vigo Novo lunedì sera, quando, dopo le 19:30, è stato colpito alla testa, al volto e al corpo con un cric da un 21enne del posto in evidente stato di alterazione. È già tanto che se sono ancora qua. Un attacco improvviso e violentissimo, senza alcun motivo apparente, è avvenuto sotto gli occhi dei presenti, che ha trasformato in pochi istanti un momento di normalità in una scena di puro terrore. Mi sono alzato su una pozza di sangue praticamente. Ma l'episodio non si è fermato lì. Il giorno successivo all'aggressione il 21enne si è ripresentato nel locale all'ora di pranzo alle 13:30, accompagnato dalla madre, chiedendo indietro il cric utilizzato come arma e minacciando la titolare del bar, Alessia, d'origine cinese. La mamma è dietro, non ha detto niente. Dopo 2 minuti è arrivato carabinieri e i carabinieri hanno risposto che ce l'hanno loro. E dopo mi ha lasciato stare perché parlava con carabinieri. Ma non finisce qui. In mattinata, poco prima dell'alba, il 21enne ha poi dato nuovamente in escandescenze in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, inveendo contro la madre. I residenti, spaventati, hanno chiamato i carabinieri. All'arrivo delle pattuglie la situazione è poi degenerata, con il rischio di una colluttazione poi sventata, con il 21enne denunciato dai carabinieri per lesioni gravi, che è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo per accertamenti. Ivan, l'aggredito, ancora provato ma stabile, commenta: racconto quello che mi è successo perché nessun altro debba vivere una cosa simile. Quanti punti ti hanno dato? 20, una ventina di punti. Per il momento una prognosi di 10 giorni. Oggi pomeriggio devo ritornare di nuovo al pronto soccorso per fare un attacco. Parla la nonna dell'aggressore 21enne, rompe il silenzio dopo la brutale violenza, chiede una comunità di recupero e denuncia un contesto familiare distruttivo. Mi auguro che mio nipote si riprenda lontano dalla madre. Abbiamo, ripeto, le certificazioni che ognuno che andiamo diceva:
andavamo anche alla scuola, anche i suoi insegnanti lì dicevano più lontano dalla mamma che sta meglio è. Mio nipote va salvato, non è un mostro, è un ragazzo fragile che ha bisogno di cure e di essere seguito, dice la nonna del 21enne, l'aggressore, che rompe il silenzio. Il ragazzo è venuto qua anche l'altro giorno e mi faceva pena perché aveva la madre fuori, non so cosa volesse, si è messo a piangere, mi ha detto sai che ti voglio bene nonna, sai che ti voglio bene, l'ho visto molto molto giù, dico ma tu che cosa stai prendendo oltre che coca? Ha detto me l'ha data mia mamma. Chiede per lui l'ingresso in una comunità di recupero e di essere allontanato dalla madre, descritta come una donna manipolatrice e da sempre con problemi di alcol e tossicodipendenza. È nato che era già lei non patologica, aveva già assunto e poi si era ripresa un po', però dopo. Aveva assunto cosa, signora? Droghe, dipendenza era di droghe. La coca, aveva usato l'eroina, aveva un compagno, ce l'avrà ancora col crack, chissà. E il ragazzino me lo diceva sempre, diceva a meno che vado più via con lei, non vado più via. E anche suo nipote queste sostanze? Cioè la mamma le dà al figlio? Io ci credo, perché se il ragazzino si andava a prendere una bottiglia d'acqua perché aveva paura di bere a casa, era terrorizzato. Finché resterà lì non avrà scampo, conclude sempre la nonna dell'aggressore. Sai perché? Perché io non voglio che facciano morire mio nipote. E loro mi dicevano i servizi sociali, non è ancora eclatante. Poteva trasformarsi in tragedia la caduta di un grosso pezzo di marmo di un poggiolo esterno in fondamenta degli Ormesini nel Sestiere di Canareggio. Nessun ferito, ma l'area circostante è stata chiusa al transito. Il dissesto statico in mattinata intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, coadiuvati da un'azienda specializzata incaricata delle operazioni di puntellamento del terrazzo interessato. E non si placa l'allarme furti nel centro storico di Venezia, negozianti esasperati da continue spaccate e furti messi a segno soprattutto nella zona di Rialto. Il comune inizia intanto ad erogare i risarcimenti per danni e fa sapere che arriveranno 49 nuovi agenti per presidiare il territorio. La notizia dei 49 agenti di polizia che arriveranno nel nostro territorio ci ha reso molto felici. Una necessità per implementare un servizio che noi è fondamentale, cioè il presidio nel territorio. La dinamica è sempre la stessa, i colpi messi a segno di notte, l'arrivo di malviventi da qualche calle buie senza telecamere, tombini e oggetti pesanti da scagliare contro le vetrine, il furto rapidissimo e poi la fuga ancora nel buio. Quella delle spaccate è la piaga che attanaglia i negozi del centro storico ormai da tempo e contro la quale pare non esserci rimedio. Essere colpiti soprattutto i locali della zona di Rialto. Il sollievo dunque da parte dell'amministrazione per l'arrivo di nuovi uomini in forza alla polizia locale. Importante anche l'intervento di Salvini della Lega per quanto riguarda strade sicure e che è stato recepito dal governo, e quindi l'importanza anche dei militari nel territorio per disincentivare soprattutto la microcriminalità. Diventano un problema sociale per chi fa attività come appunto nel commercio e svolge un presidio costante nel nostro territorio. Ma le nuove entrate non bastano a sanare, dice Costalonga, leggi che non danno la certezza delle pene sulle quali c'è per questo la necessità di lavorare. Intanto il Comune si sta attivando con l'erogazione del bando risarcimento danni causato da infrazioni. In questi giorni stiamo dando la liquidazione dei soldi alle persone che hanno richiesto di avere questo aiuto da parte del Comune con il risarcimento dei danni. In prefettura stamane la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, definite le misure per lo svolgimento del Carnevale, reintrodotte le zone rosse, controlli delle forze dell'ordine e metal detector. Zone rosse, misure anti-assembramento, controlli e metal detector. Queste le misure per garantire la sicurezza in città e il normale svolgimento delle celebrazioni per il Carnevale di Venezia. La riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Gli eventi del Carnevale prenderanno il via da sabato e interesseranno il centro storico e la terraferma. Nello specifico sono previste azioni volte a evitare assembramenti attraverso la predisposizione di percorsi alternati in alcune aree del centro storico, quali Rialto, sia per prevenire atti predatori che possano mettere a rischio l'incolumità delle persone. Dunque da sabato 31 gennaio fino al 17 febbraio saranno reintrodotte a Venezia, al centro storico e terraferma, le cosiddette zone rosse. Il Venezuela rilascia Rafael Hernández, l'autista dell'organizzazione non governativa che era stato arrestato con Trentini il 15 novembre 2024. Gioia e sollievo da parte di Alberto Trentini, che a 2 settimane dal suo rilascio ha rotto il silenzio mantenuto fin dalla partenza da Roma per il ritorno in Veneto. La svolta per Hernández è maturata nella notte tra domenica e lunedì. Grazie a Dio mio padre è tornato alla sua libertà dopo 1 anno e 2 mesi, ha annunciato Leandra, dichiarandosi infinitamente grata a Cabello per aver risposto immediatamente ai messaggi. Pur programmate 2 lunghe interruzioni di energia elettrica in 3 giorni stanno provocando più di un malumore tra commercianti ed esercenti dei Tolentini a Venezia. Per molti significa perdere una giornata di lavoro. Per noi è impossibile lavorare, non abbiamo la cassa, non abbiamo il POS, non abbiamo la luce proprio per far vedere ai clienti la merce che vendiamo, cioè i libri. È impossibile per noi fare un servizio, non possiamo lavorare, quindi è un giorno intero di chiusura. Per 2 giorni su 3 la parte delle fondamenta dei Tolentini più vicina al Canal Grande subirà un'interruzione dell'energia elettrica dalle 13:30 alle 20. Preannunciate da decine di volantini gialli appesi ad ogni civico, 2 interruzioni di 6 ore e mezza l'una per lavori agli impianti significano però per negozi, bar e ristoranti della fondamenta una chiusura forzata dell'attività. Sono mesi che ogni 2-3 settimane dobbiamo star chiusi una mezza giornata, se non una giornata intera. Quindi noi chiediamo prima di tutto un risarcimento, perché comunque noi paghiamo degli stipendi, se non altro ai nostri dipendenti. E poi chiediamo magari che si possa parlare con l'Enel prima che decidano quando togliere la luce, in modo da organizzare un po' meglio con loro le giornate ideali per tutta la fondamenta o eventualmente gli orari, perché 7 ore di fila sono tante. Presidente regionale di Confesercenti Veneto, Cristina Giussani è titolare di una libreria che tra l'altro per diversi anni è rimasta l'unica a Venezia a fornire testi scolastici. Se poi nelle case si correrà il rischio di muoversi a tentoni al buio, un'interruzione dalle 13:30 alle 20 colpisce proprio il periodo di maggior lavoro di bar e ristoranti. Si potrebbe concordare magari dei giorni e degli orari ridotti o altrimenti, io dico, come in un qualsiasi lavoro si fa un preventivo, nel preventivo di fare un lavoro del genere deve includere i costi per i negozianti. Le interruzioni di energia elettrica non sono tutte uguali. Ad esempio, giovedì, secondo gli avvisi, la corrente viene tolta la mattina alla facoltà di architettura e il pomeriggio sera nella fondamenta dei locali, anche se poi sembra che gli orari possano variare in corso d'opera. Ieri hanno tolto l'elettricità mezz'ora prima del previsto e quindi noi non siamo neanche riusciti a chiudere la cassa che è ufficiale, che è fiscale, quindi andrebbe chiusa correttamente, non siamo riusciti a chiudere il computer eccetera, per cui si è spento tutto insieme senza nessun preavviso, con un anticipo oltretutto. Pare sia stata tolta almeno mezz'ora prima e sia stata data molto prima delle 8, però tutti avevamo ormai programmato di star chiusi. Avendolo saputo sarebbe stato anche fattibile, ecco, una cosa del genere, bastava magari averne parlato insieme. Mose è entrato in azione all'alba a causa del picco di marea registrato di 115 centimetri questa mattina intorno alle 6:30. Potrebbe non essere l'unico sollevamento di questi giorni. Le previsioni di maree si attestano tra i 110 e i 120 centimetri. Il tavolo riunitosi ieri con Consorzio Previsioni Maree del Comune di Venezia ha concluso infatti che si potranno creare condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta fino al weekend. Attenzione dunque nella città lagunare dopo un gennaio piuttosto tranquillo rispetto agli anni precedenti. La Regione ha avviato la procedura di gara per la progettazione del raddoppio di via Roma Destra, risolverà i problemi di viabilità tra Jesolo e Cavallino Treporti.
Noi siamo particolarmente soddisfatti che l'iter stia andando avanti, siamo consapevoli che è un lungo percorso, però se mai si inizia, mai si arriva alla fine. Il raddoppio della Jesolana via Roma Destra tra la rotatoria Picchi e il ponte sul Sile è decisivo per risolvere il problema di viabilità tra Jesolo e Cavallino Treporti, e il fatto che attraverso Veneto Strade la Regione abbia avviato la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione rappresenta un primo passo in questo senso. Per l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato, i quasi 5 chilometri di quest'opera rappresentano anche un tassello fondamentale del più ampio disegno di potenziamento della viabilità di accesso al litorale veneziano, uno dei principali poli turistici del Veneto. Iniziamo da via Roma Destra per poi arrivare a riqualificare anche il ponte. Non escludiamo di poter anche intervenire come comune di Cavallino Treporti, perché un segnale tangibile deve essere fatto anche dal nostro comune, e evitare di avere dei tappi consente di arrivare con delle modalità adeguate nella nostra località. Questo prima di tutto per i nostri residenti, per chi va avanti e indietro per lavoro e ovviamente anche per i nostri ospiti. Il valore stimato dell'infrastruttura è di circa 73 milioni di euro. La fase progettuale è interamente finanziata dalla Regione. Sarà poi attivato un percorso di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di un intervento che andrà a decongestionare uno dei nodi più critici della viabilità d'accesso al litorale. Noi abbiamo verificato con dati oggettivi, con un rilievo del traffico fatto da Jesolo, che il tappo è appunto nel territorio di Jesolo, perché si sommano le due componenti delle due località, cioè quelle di Cavallino Treporti e quella di Jesolo, per cui evitando con questa importantissima e fondamentale opera infrastrutturale quelle code che abbiamo sempre visto, il tappo a essere fermati vuol dire risolvere gran parte dei problemi del traffico per la nostra località e ovviamente anche per quella di Jesolo. Conto alla rovescia per l'inizio del Carnevale, sabato 31, giorno in cui saranno selezionate le 12 Marie. Ma come sarà il costume della vincitrice? Lo stilista Francesco Brigi ci ha svelato qualche dettaglio. Sarà un fine settimana all'insegna del Gran Ballo di Carnevale, del tradizionale corteo acqueo e della selezione delle 12 Marie. Sabato prende ufficialmente il via il Carnevale di Venezia 2026, che quest'anno si ispira al tema Olympus, alle origini del gioco, celebrando il valore universale del gioco e dello sport nell'anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ci sarà anche la selezione delle 12 Marie, che accompagneranno poi il pubblico per la durata della manifestazione, con l'incoronazione finale il martedì grasso. Ovviamente, come da tradizione, il costume della vincitrice sarà una sorpresa, però lo stilista Brigi, al lavoro già da tempo nel suo atelier insieme alla moglie Anna per renderle ogni anno più belle, ci svela qualche accattivante dettaglio. Avrà sia dei riferimenti ai giochi dei veneziani, diciamo i veneziani per secoli insomma hanno sempre amato e giocato, e ci sarà un po' un riferimento appunto a che cosa amavano fare i veneziani dal punto di vista così ludico, e anche tipo le forze d'Ercole, il tiro con la fune, la caccia ai tori e così via, fanno parte anche dal punto di vista iconografico della storia del gioco veneziano. E sarà unito poi anche a come potevano immaginare i veneziani l'età classica, cioè i greci, i romani, come si immaginavano appunto, non so, nel Settecento, nel Cinquecento, come potevano essere i loro antenati. Ecco, questo mix sarà appunto arricchito da un tessuto insomma, che sto attendendo che arrivi da Rubelli. Un abito che ogni ragazza amante del Carnevale di Venezia sognerebbe di indossare e che, visto il tema più complesso da realizzare, ha richiesto più tempo del dovuto, anche per un artista come Brigi, che lascerà tutti a bocca aperta. Ci ho messo un po' perché appunto è un po' complessa, non è un tema diciamo semplice, diciamo così, come non so Casanova o Marco Polo, dove appunto è immediato, insomma l'idea arriva di solo, è arrivata in quei due casi in maniera veloce. In questo caso, visto che bisogna coniugare dei diversi temi così distanti l'uno dall'altro, insomma l'elaborazione è stata un po' più lunga, ma insomma vedrete. Per iscriversi al concorso c'è tempo fino al 29 gennaio.
Ed è davvero tutto da Venezia, la sigla e le previsioni del tempo e subito dopo il telegiornale da Treviso e provincia. Grazie per averci seguito, arrivederci.